volevamo metterci, così vede la gente, un campione. Era campione di box. No, era campione di braccio di ferro. Però era un campione su tutti i modi. Stefano sapeva nuotare. Sapeva benissimo nuotare, infatti nel momento in cui il primo ragazzo stava per affogare, sono buttati 2 o 3 ragazzi, ma lui, essendo molto forte, è riuscito ad arrivare primo. Daniel e Lilia, cugini di Stefan, piangono l'uomo dal cuore d'oro, piangono l'eroe. In Italia da quando aveva 4 anni Stefan Cristoiu viveva da un anno a Villanova di Campo San Piero, dove aveva acquistato la sua prima casa. Ha fatto tanti sforzi e alla fine è riuscito, era così contento. In che settore lavorava? Corriere. Ieri sera lo aspettavo alla cena, che doveva venire a cenare da noi. Alle 5 un minuto gli ho scritto: cosa fai, non vieni? E lui mi fa: sto ancora un pochino fino alle 7, alle 7 sono da te. E non è arrivato. Era un campione di braccio di ferro, Stefan, che 2 settimane fa era tornato da Istanbul, dove aveva partecipato a una gara. Una persona buona, altruista, che non ci ha pensato un attimo a prestare soccorso a Ramesh. Avrebbe compiuto 30 anni il 23 luglio, Stefan. Ramesh di anni ne aveva 23. Era arrivato in Italia dallo Sri Lanka solo 2 mesi fa e qui era sostenuto dalla sua comunità. È venuto a fare una picnic qua, a fare il barbecue e fare un bagno, però in zona molto pericolosa. Alla fine lui è andato a fare il bagno un attimo e è tirato giù. Che ragazzo era Ramesh? È un bravo ragazzo, simpatico. Perché era venuto in Italia? Cercano lavoro e per quello, come noi una volta, e adesso sta cercando lavoro, è venuto qua e ha fatto una bella vita qua, però comunque è andata a finire brutto. Commosso dal gesto di Bogdan Stefan Cristoiu, anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Assolutamente è un fatto che tutti noi dobbiamo ricordare, lo ricorderemo per sempre, perché quello che è accaduto è assolutamente una tragedia, un atto eroico.